4 scranni e un inesorabile countdown a scandire l'esatto minutaggio in onore alla par condicio. Il confronto tra Luca Zaia, Jacopo Berti, Alessandra Moretti e Flavio Tosi, 4 candidati governatore del Veneto, va in scena in diretta nazionale per i locali trasmesso dagli schermi del Laguna Palace di Mestre, con i rispettivi supporters impegnati a commentare ogni minimo errore o imprecisione dell'avversario con eloquenti espressioni del viso, in un sostanziale e abbastanza scontato fair play, dal momento che anche la lunga campagna elettorale su strada si è svolta nel sostanziale rispetto dell'avversario e senza colpi bassi, con qualche fiammata solo nel dibattito intorno alle diverse visioni della politica sanitaria regionale, e così il confronto ha toccato i temi dell'autonomia regionale, l'immigrazione, ma soprattutto il capitolo più impegnativo per i conti regionali, la sanità appunto, con Luca Zaia che ricorda che la regione non applica sovrattasse come ticket e integrazioni dell'IRPEF, Alessandra Moretti che denuncia come le liste d'attesa siano ancora un grande problema, Flavio Tosi che azzarda la possibilità di risparmiare anche in sanità razionalizzando l'apparato burocratico e Jacopo Berti che immagina una sforbiciata alle poltrone nelle direzioni e soprattutto una sanità come servizio e non fonte di reddito. Ognuno poi ha avuto modo di cavalcare i propri masterpiece elettorali, a cominciare dalla sicurezza, con Luca Zaia che ha proposto di impiegare l'esercito nelle città. Alessandra Moretti invece ha puntato sui temi del sociale e dell'inclusione come tratto caratteristico della nuova amministrazione regionale. Flavio Tosi ha confermato la svolta centrista intervenendo anche sul tema del referendum per l'indipendenza del Veneto, considerato come appuntamento politico che rischia di essere valutato come anticostituzionale. E infine Jacopo Berti che una volta in più ha ribadito la necessità di una politica più onesta e meno clientelare, riferendosi agli ultimi scandali che hanno coinvolto la regione. A pochi giorni dal voto, quindi, ancora nessun colpo di scena.